Maria, non so cosa si vince. Buonasera, benvenuti a tutti. Ambo. Non è un numero proprio, perfetto. Buonasera, benvenuti a tutti, ma soprattutto benvenuta e ringrazio della sua presenza Maria della Piano, che ha accettato questo incontro, che ho conosciuto ancora anni fa in altre presentazioni di libri e che seguo insomma da un po' di tempo. Questa sera abbiamo un romanzo che, come era scritto in locandina, è una storia come tante, parla di due professionisti che si occupano di famiglie e la loro vita è raccontata in prima persona. Lei crede nei miracoli, lui nel caso, per entrambi c'è un passato traumatico e un presente di successo. C'è un bambino misterioso che appare e scompare e c'è un intreccio narrativo in cui emerge il coraggio comunque di resistere, di andare avanti, perché nonostante tutto si può superare il proprio dolore e si può continuare a vivere e farlo bene. E il segreto, si diceva con Maria Pia Veladiano, è però non spoilerare troppo, perché altrimenti poi il libro non lo legge più nessuno. Io comincerei, però partirei proprio dal titolo, Quel che ci tiene vivi, che sembra proprio un titolo da manuale. Dunque, cos'è che ci tiene vivi? C'è un decalogo, c'è una serie di cose. Ecco, cos'è che ci tiene vivi secondo il pensiero, appunto, della nostra scrittrice? Allora, io vi ringrazio per l'invito e per questo bel invito anche in un contesto meraviglioso che non so, non tutti possono pensare di avere quando fanno un incontro. Quindi anche questo dà valore aggiunto. Ringrazio l'amministrazione, ringrazio questa organizzazione che cura questa rassegna. Anticipo che sono un po' in difficoltà con la voce, come si può sentire. Se a un certo punto mi metto a tossire in modo sfrenato e sembra che io muoia, non sarà così, è solo un attacco di tosse irrefrenabile, però non morirò, perché sono più impressionanti che gravi, perché è un tipo di tosse un po' stizzosa ed è un'eredità della mia vita di scuola. 2 o 3 volte l'anno mi fa sta roba qua, insomma, debolezza di professionale, ecco, no? Quindi chiedo scusa, succederà. Ho preso ogni tipo di presidio, si dice così, però succederà di sicuro. E rispondo alla domanda. Beh, non lo so cosa ci tiene vivi, io so cosa, diciamo, un po' nei miei romanzi e nelle storie che costruisco, che sono tutte storie di relazioni, tutte, che sono a volte familiari, a volte amicali, a volte sentimentali, in questo caso sono relazioni sentimentali anche. Però io credo che nel mio orizzonte, nei romanzi che io scrivo, quel che ci tiene vivi è il fatto di essere riconosciuti pieni di valore da qualcuno e basta. Qui c'è un bambino che era sull'orlo di un abisso, ma una persona che l'ha visto l'ha ripescato. C'è un secondo bambino che comparirà e anche questo è il fatto di non essere, diciamo, abbandonato da chi lo incontra, lo in qualche modo aiuterà, anche se, come dire, il lieto fine i lieti fini non sono la mia specialità nel senso americano del termine. Se qualcuno ha letto La vita accanto, che fu il primo, non c'era un lieto fine in senso stretto, c'era una fine buona, cioè c'era la tragedia, però non il lieto fine di tutto il mondo ai piedi di questa bambina che ne apprezzava il talento, insomma. Credo che ciascuno sia chiamato in qualche modo, nella misura del possibile, a trovare la sua vita buona, però che lo si possa fare solo se qualcuno ci vede e ci vuole bene. Non però nella prospettiva del sacrificio, del martirio, non lo so. E ad esempio qua in questo romanzo alcune cose le dico io perché quasi tutto capita entro le prime 10 pagine. C'è un critico letterario che ha fatto la critica letteraria sull'Avvenire, che ha detto praticamente tutto capita nelle prime 10 pagine, uno dice adesso come va avanti, perché si innamorano, si sposano e a pagina 10 è già tutto fatto, no? Di solito uno arriva in fondo che si sposano e uno dice adesso cosa succede? E beh, succede che si vede finalmente cosa succede dopo che si sono sposati, che dice, cioè, chi è che
ci giura che vissero felici e contenti delle favole, nessuno cioè, non sappiamo cosa è successo dopo, per quello che ne sappiamo potrebbero essersi accoltellati qualche mese dopo, no? Invece la cosa interessante è vedere cosa succede dopo, quando uno... E lì c'è tutto il lavoro di riparazione di queste due vite sgangherate, perché a volte ci si sposa anche mettendo uniti delle vite sgangherate in qualche modo, no? Come si può fare. E quando questo accade, diciamo, un po' alla volta si ricostruisce la storia del protagonista. I protagonisti sono due, sostanzialmente due. Sono un avvocato, un giovane avvocato che si occupa di diritto di famiglia, che noi troviamo subito, e poi una giovane, meno giovane, ha 10 anni più di lui, una meno giovane psicoanalista. E questi sono i due protagonisti. Il protagonista però, voce narrante, è maschile ed è lui, che ha il nome più impossibile del mondo, perché i nomi sono importanti per un romanzo, giusto? Come si chiamava il protagonista di 50 sfumature di grigio? Non l'ho letto. Io ho questa... Qualcuno mi deve spiegare questa legge di Murphy al contrario. Cioè, quando io vado in giro, il libro più letto in Italia negli ultimi 50 anni non l'ha letto nessuno. Io vorrei sapere. A chi viene a queste riunioni non legge 50 sfumature. Però, quindi non lo sapete come si chiamava? Gray, Christian Grey. Sentite come suona molto bene? Christian Grey. E era un nome pieno, no? Un bel nome che si ricorda se uno ha letto il libro. E invece questo poveretto si chiama Angeletto, che è un nome che voi non scoprirete fino alla pagina 99 più o meno, perché è un nome molto difficile da dare a un protagonista. Quando mi fu mandata, sapete come funzionano i libri, no? Quando è stato fatto l'editing e stiamo pubblicando, no? Mi arrivano le bandelle per l'approvazione. Le bandelle non le scriviamo noi, le scrivono gli editori, insomma, i loro collaboratori. E nella bandella che mi hanno mandato di prova c'era scritto: Angeletto, giovane avvocato che si occupa di diritto di famiglia, va avanti dentro e fuori dal tribunale per occuparsi di famiglie dissestate. E io, leggendolo con occhio straniero, ho detto: nessuno prenderà un libro che comincia con Angeletto, giovane avvocato, con la bandella qua. E allora ho detto: sentite, fatemi sparire il nome, cioè deve proprio sparire, e quando voi lo troverete, l'avete già comprato il libro, l'avete già letto, e poi vi è già mezzo piaciuto, quindi insomma, se anche a pagina 99 compare questo nome, perché il problema di questo personaggio... Diciamo anche il cognome però. Zoccolaro. Sì, perché è tutto studiato bene, dobbiamo dirlo, diciamo, nome e cognome. Zoccolaro, che però non è il nome più terribile che uno possa avere, ce ne sono di peggio in giro per il mondo. Ne ho cercato uno che non esiste, che però parlante, perché nei miei libri faccio in modo, se posso, di non offendere nessuno per quanto possibile. È difficile perché, ad esempio, provate a pensare, la vita accanto della protagonista si chiama Rebecca, che a me serviva molto perché vuol dire colei che piace, colei che è bella, il nome biblico. Siccome lei è una bambina che non piace, è un nome antifrastico, cioè che dice il contrario, e a me serviva proprio quello. Però per fortuna, come dire, tanto è una bambina che poi alla fine risulta simpatica, però è un nome non molto diffuso, insomma, quindi è un nome bellissimo. Io non volevo, come dire, costruire un nome che desse offesa a qualcuno, insomma, non è così semplice. Zoccolaro non esiste. Ho preso il coso dei cognomi, cioè una cosa così, dei cognomi in biblioteca, non c'è. Quindi, Di Angeletto? Ah, quelli sì, Angeletto sì, tanti, Angeletto, Carletto, ci sono tanti diminutivi. Pensate, io sui nomi ho un po' una mia, come dire, un mio interesse molto forte, perché ritengo che i nomi ci segnino la vita, per una ragione, perché vengono da una storia, tutti, e poi condizionano la nostra storia.
provate a pensare essere chiamati tutta la vita, che ne so io, o Chiara, Lucia, oppure Pietro, con questa durezza, no? Con questa... Oppure essere chiamati per tutta la vita con un nome che ricorda la morte di qualcuno, che un conto è sei nonno, perché i nonni muoiono, ma un conto è sei un fratello, cosa che si faceva una volta, uno zio appena mancato, quindi... Oppure ci sono dei nomi anche, e quindi ogni volta che il nome viene detto si porta il lutto, quindi c'è proprio un passaggio, no? E i nomi sono molto importanti, nei miei romanzi sono importantissimi, ma sono importanti anche nelle nostre vite, sempre, anche se non lo sappiamo. Nelle mie storie di scrittrice, andando in giro per l'Italia, e qualche paese straniero, non tanti, ho raccolto storie di nomi veramente impressionanti. Ho trovato ad esempio, quando ho fatto questi discorsi sui nomi, qualcuno mi ha raccontato di portare il nome del maschio non nato. Cioè si aspettava un maschio, poi era nata una femmina, e l'avevano o lasciato, portarsi dietro un nome maschile come rifiuto della propria origine, no? Oppure messo al femminile, con un'improbabilità incredibile, anche perché alcuni nomi al femminile sono molto, non ci sono, voltati al femminile, però vuol dire tutta la vita portarsi la delusione dei genitori appresso. È un'eredità pesante, no? Mentre pensate alla bellezza di un nome tutto suo di un bambino, ad esempio Francesco, che uno sia credente o no, non importa, è un santo meraviglioso, si porta dietro lui, la gioia, la povertà, la natura, l'innovazione, si porta dietro una storia chiara, Matilde, questi nomi pieni, no? Angeletto, purtroppo, aveva bisogno di quel nome lì. Quando mi sono resa conto che era un nome con poco appeal, ho provato a cercarne un altro. Ma lui aveva bisogno di quello lì perché è un nome che gli ha dato una suora, perché sua mamma in quel momento lì non poteva darglielo, e le suore davano questi nomi, anche peggio. Per cui voglio dire, si chiamavano tutti Ettore. D'altro canto questo Angeletto, poveretto, è un Marcantonio, grande, grosso, mangia troppo e ne beve tanto. Quindi è anche un nome imbarazzante per lui chiamarsi Angeletto, non Angelo, ma proprio Angeletto. Quindi ecco, è un nome che non fa appeal per voi che leggete, ma mi serviva e l'ho lasciato. Mi serviva così, però l'ho portato a pagina 90. Ma a proposito di nomi, altri per esempio, possiamo dirli gli altri sì. nomi. Bianca con un cognome, lì sì, abbiamo giocato, Lio Corni, Sì. che a me viene sempre in mente la famosa filastrocca. Infatti l'hai scritto. La filastrocca dell'asilo, poi abbiamo Giuditta e qua tornano gli angeli d'oro, poi abbiamo Salvino, poi abbiamo Leopoldo, cioè sono tutti nomi particolari. Sì. Diciamo Bianca se ne sentono in giro, ma gli altri sono proprio particolari, studiati, Sì. cercati. Ecco. Sono parlanti rispetto al personaggio. Allora, Bianca è un nome che è anche di un altro mio romanzo, che è il romanzo sul seduttore. È una storia quasi perfetta, è un romanzo che racconta la storia di un seduttore e della sua sedotta. E Bianca, si chiama Bianca anche lui. È un nome che mi è rimasto dentro per qualche ragione che non ho scoperto. Pensate che anche l'ultimo romanzo che uscirà a settembre, lì per lì l'avevo chiamata Bianca di nuovo. Poi ho pensato veramente diventa, come dire, manierismo, però ho fatto molto fatica a trovarne un altro, che però ci somiglia alla fine. Candida, No, troppo retro. E i nomi di... a parte che lei stava bene Bianca come nome, perché ha un suo, come dire, linearità, tanto l'altro è intortolato, questo suo personaggio marito, tanto invece lei è più luminosa.
E poi, ripeto, questo Bianca è proprio un nome che ho dentro per qualche ragione, che ho scoperto quest'anno, per puro caso. Ho capito da dove viene quella Bianca, ma l'ho capito di sicuro, perché io non ho amiche che si chiamano Bianca. Anche questo è interessante. Non ho figli di amici che si chiamano Bianca, ed è invece un ricordo, non so se qualcuno di voi, dubito, però insomma lo dico, si ricorda di una serie di tanti anni fa, di quando io ero piccola, che veniva pubblicata dalle Paoline, una trilogia, Il bambino azzurro, Sepolta viva e Giovanni Canadà. Vi la ricordate la trilogia? Una trilogia terribile. Non si dovrebbe far leggere a nessuno. Tanto più i bambini. No, però era nella biblioteca parrocchiale, perché era edificante. Questa donna, sepolta viva, dava alla luce un bambino, si chiamava Bianca. E deve essermi rimasta dentro come una specie di... Noi qui abbiamo Bianca di Collalto che Fantasma. la dà, Murata viva, il fantasma. Comunque deve essermi rimasta dentro proprio così. Che poi ha avuto questo bambino e poi insomma Giovanni Canadà, a misura di questa incredibile trilogia che ammannivano le biblioteche parrocchiali di una volta. Poi, non so, Giuditta. No, Giuditta, allora, io qui devo dire qualcosa della storia. Allora, questo bambino, noi scopriamo questo avvocato che mangia troppo, beve troppo, è sovrappeso, bello, robusto, e che non diventerà alla fine astemio e un modello, cioè continuerà a mangiare troppo, bere troppo e a essere piuttosto robustoso e forte. Questo bambino comunque a un certo punto noi sappiamo che lui da piccolo per qualche ragione gli capita una tragedia terribile, cioè perde i genitori, di questo capita a pagina 10, non è capita tutto all'inizio. E li perde in modo drammatico, in un modo così drammatico che quando scoprono i genitori poi non trovano lui, non trovano sto bambino, assolutamente. Cioè lo cerca durante la tragedia, lo cerca la polizia, lo cercano i vicini, non c'è. Chiudono, sigillano l'appartamento, eccetera, e a un certo punto torna la vicina che abita lì sotto, che è una giovane avvocata, Giuditta, la quale dice: cosa è successo qua? Dicono, i genitori e poi il bambino è sparito. Come dice sparito? I bambini non spariscono. E lei che è avvocato sa che certe cose non si fanno, rompe i sigilli della porta, chiama un fabbro, entra e lo trova, perché i bambini si nascondono bene. Questa è un'arte che i bambini hanno, è un'arte che avevo anch'io, la conosco molto bene, questa di nascondermi. E lo trova, quindi si trova con questo bambino orfano, lei che è una donna in carriera, giovane, senza compagno, non mamma. E gli succede una cosa, Giuditta, sapete, nell'Antico Testamento è una guerriera, è una che cambia la storia del popolo. Uccide Oloferne, lo uccide in nome di Dio, non lo uccide per lei, è Dio che me lo farà fare se lui riterrà che è giusto. Quindi un atto di fede straordinaria. E cambia la storia, salva la storia del popolo, quindi è una guerriera. Però questa Giuditta, che ha un nome guerriero, ecco perché si chiama Giuditta, si trova questo bambino. Lei è avvocato che si occupa di diritto di famiglia e il suo pane è trovare posto ai bambini con problemi, orfani, eccetera. Quindi basterebbe chiamare i servizi e la faccenda è conclusa. Però lei percepisce, senza troppe storie, che questo bambino le è capitato e che è un compito suo. E questa è una cosa che io chiamo con un nome preciso, vediamo se se riesco a spiegarvi. È una cosa che io chiamo grazia laica. Allora, la grazia noi sappiamo cos'è nel campo teologico, no? E questo intervento di Dio che arriva misteriosamente e ci cambia la vita se viene accolta. Ma io credo che la vita stessa da sola, anche se uno non crede, mette di fronte a dei momenti in cui noi possiamo davvero dire sì o no. E senza però nella logica del sacrificio, sapete, io non amo
logica di rinunciare a se stessi, perché non è mai, come dire, io trovo che non sia mai produttivo che una vita per una vita, non so come mi spiego, cioè trovo che sia difficilissimo che poi tutti e due stiano in equilibrio, se è chiaro, no? Allora lei lo prende con sé, non potrebbe, perché le leggi sono leggi, non è né la mamma né il papà né un parente, niente, però è esperta di tribunali, è esperta di queste cose e riesce a farselo prima affidare e poi quando l'affido funziona è più facile, insomma, e se lo tiene. Ecco perché Giuditta Guerriera era il suo nome, e infatti le ho lasciato questo nome biblico, ma lei non è una credente. Questa storia della grazia laica, devo dire, è una cosa che metto spesso nei miei romanzi, cioè di una cosa che capita nella vita si può dire sì, no, sì, no, sì, no. Che ho imparato però, che ho, come dire, mutuato da un'esperienza fortissima che ho avuto da ragazza, da giovanissima insegnante di lettere, il primo anno o il secondo, quando in un istituto superiore c'era un professionale, quindi di tutto, però un buon professionale, insomma c'era una mia collega, mia collega è professoressa, che si portava a casa una studentessa complicata, come dire, border, proprio quelle, cioè, se la portava a casa per farle fare i compiti, per farle arrivare, perché era senza famiglia questa. E non c'era l'affido, non c'era ancora quelle robe lì. Diceva, ma dai, vieni a casa mia. E cosa che adesso bisogna chiedere permessi, facile, non è così semplice. Però delle volte bisogna fare cose anche sul limite della legalità, perché sennò non si fa niente. Lo dico da preside. No, dico da preside che se avessi fatto solo le cose proprio tutte quadratine, bisogna non andare contro la legge, ma non so se mi spiego, giocare con tutto quello che noi possiamo. Comunque questa qui, a un certo giorno le ho detto, ma senti, lo stai facendo da tutto l'anno? Ho detto, ma chi te lo fa fare? E lei ha detto testualmente, non lo so, è capitata a me, ha detto questa ragazza. Cioè, come è capitata? Non è che l'ho cercata, non avevo... Cioè, mi è capitata e ho detto, va bene, me ne occupo, che poi tra l'altro a posteriori ha fatto il suo percorso scolastico, ha un lavoro, ha una vita, cioè ha funzionato tutta questa cosa. E io ho imparato che ci sono dei momenti nella vita in cui dici sì o no. Però la mia collega non è che avesse sacrificato la scuola, il lavoro, la vita, la famiglia, aveva integrato, cioè aveva giocato a usare le sue carte. Vuol dire che mi è sempre rimasto molto impresso e Giuditta è una di queste. Poi continuiamo l'appello, Salvino. Beh, Salvino, Omen, cioè gli ho dato questo nome perché sarà alla fine una figura importante. Non è il loro figlio, non è il loro figlio. Loro non hanno figli. Non hanno figli, no. E poi abbiamo tra i personaggi un amico che si chiama Leopoldo. Sì, Leopoldo. Originale. Sì, è una bella figura. Sì. Allora Leopoldo rappresenta, è un cancelliere di tribunale. Una figura nascosta perché non li vede nessuno i cancellieri, sapete. Però sono fondamentali. Se voi avete un'esperienza di tribunali, senza i cancellieri non funziona niente a sto mondo. Sanno dove trovare le cose, i documenti, preparano i testimoni, cioè veramente è un lavoro pazzesco. E lui è un po' la persona che da lontano risolve i problemi, ecco. A questa figura ce ne sono delle volte che troviamo nella nostra vita. Queste persone che diamo per scontate, Esatto, ma esatto. Invece sono Ti fanno trovare importanti. pronte le cose, esatto. Succede, sì. Questo è sempre per il discorso di valorizzare le relazioni, stare Certo, attenti certo. agli altri. In questo romanzo mi sembra che finalmente c'è un romanzo dal punto di vista maschile, no? Ah, sì. È lui che narra, l'avvocato, in prima persona le sue storie. E allora che gli uomini scrivano di donne va bene. Nessuno fa a un uomo la domanda ma come mai lei ha preso il punto di vista femminile? Si dà per scontato che gli uomini possono scrivere tutto, ma
Ma se una donna scrive in prima persona maschile dicono, Come mai? ma come mai? E come hai fatto? Giusto? Ma forse è anche più facile, no? Beh, è un bel rovesciamento, perché quando mi fanno questa domanda io cito sempre un film, ok? Un film che forse avete visto, Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson strepitoso, fantastico, che fa lo scrittore di successo, ma è fobico, nevrotico, misogino, omofobo, ferocemente omofobo, contro gli animali, non sopporta cani e gatti, non è così. Un mostro. Ve lo ricordate questo bel film? Comunque c'è una scena incredibile. Questo scrive libri d'amore, dove racconta passioni amorose delle donne. Però lui non esce quasi mai di casa, detesta uscire, eccetera. A un certo punto deve uscire perché capita una cosa nel film e va nella sua casa editrice e trova la segretaria, che è una donna, ovviamente bionda, procalce, lettrice, la classica donna da film, quelle stereotipate che un tempo, adesso si sta un po' più attenti, comunque sono. E è il film più scorretto politicamente che voi possiate immaginare, è stato fatto 20 anni fa, oggi credo che non glielo lascerebbero neanche fare. E a un certo punto lei gli dice, posso fargli una domanda? E lui dice, beh veramente no, ed è già verso l'ascensore, perché non vuole fare. E allora lei si alza e lui segue verso l'ascensore e lui arretra e lei gli va addosso e lui arretra e lei dice, le posso fare? Faccia la domanda, dice, no, non ne può più. Ma lei come fa a interpretare così bene i sentimenti delle donne? Questa è la domanda che lei gli fa. E lui risponde, beh, nessun problema, prendo un uomo, gli tolgo la razionalità e scrivo. Nessun problema. Esatto, la razionalità e scrivo. E questo è lo stereotipo, no, dei maschi che parlano delle femmine. E nel mio caso è stato un po' più complicato in effetti, perché io ho sempre scritto con il punto di vista femminile. Avevo anche scritto 3/4 di questo romanzo, tutto in terza persona, ma non rendeva l'emozione di questo uomo imprigionato in questo grosso corpo, con tutta questo fatto che ad esempio a ogni occasione che gli capitava aveva bisogno di bere troppo per rovinarsela un po', non di ubriacarsi, però di sbagliare qualcosa perché aveva bevuto quel che bastava per dire la cosa sbagliata. E bisognava farlo in prima persona. E allora l'ho scritto, rifatto, l'ho rifatto tutto, riscritto. Ogni tanto mi sono fermato, ho dovuto rileggere per assumere il punto di vista maschile, perché non è così semplice. Io dico un po' scherzando che sciacquavo i panni nel testosterone ogni tanto, nel senso che avevo bisogno di fare un po' di bagni di ormoni maschili perché era un po' un rovesciamento. Però insomma è stato bello, è stato divertente. Mi sono divertita, perché gli uomini sono più liberi socialmente di dire delle cose. Se io avessi messo in gioco una donna grande, grossa e ubriacona, giusto? Giusto. C'è un libro che è appena uscito, pubblicato da un editore, non mi ricordo, curato dalla Loredana Liperini per questo 8 marzo, con tanti contributi, tantissimi contributi, dove ci sono esperte che parlano degli stereotipi sulla violenza di genere, ad esempio, no? Ad esempio è lì che mi è venuta una folgorazione, perché la violenza di genere vive di stereotipi, per cui ad esempio i processi vanno in un certo modo oppure in un altro modo a seconda della fisicità della donna. Ad esempio una donna grande, alta e grossa, più difficilmente è creduta in tribunale rispetto a una mingerlina e minuta. Ma
e non risulta verosimile che uno, a meno che non sia malato, voglia violentare una persona obesa. No, guardate che è terribile, se ci pensate. Cioè che anche la giustizia, e questo libro mi ha un po' impressionato perché porta questi casi qua, però se noi ci pensiamo non è così inverosimile, non so se... Comunque è un libro che si intitola Le parole sono uno sciame d'api, una cosa di questo tipo. Molto bello. Appena uscito per l'8 marzo, appena finito di leggere. Cambiando un po' discorso, e quanto ha influito il passato da insegnante sullo scrivere di bambini e ragazzi che hanno vissuto esperienze tragiche, perché in questo romanzo poi di quello si parla, cioè le ha vissute così tante? Beh, allora intanto il romanzo in effetti presenta un sacco di storie, perché poi questo avvocato, dopo che si è sposato con questa qui, ha cominciato ad avere clienti, come Dio vuole, insomma. Prima le mandava via tutte, perché diceva che non era in grado di far nulla. Poi ha cominciato ad avere clienti e noi seguiamo le storie che lui segue. E siccome lui si occupa di diritto di famiglia, sono storie di bambini, storie di famiglia. Allora, quelle raccontate qua, in senso stretto, non sono quelle che io ho vissuto, cioè nessuna è uguale a quelle che ho vissuto. Perché non farei mai questa operazione di portare, non so, c'è chi lo fa, nel senso, insegnanti qualche volta, però non farei mai l'operazione di portare in pagina uno studente, non so come dire, deve diventare un personaggio, deve diventare diverso, deve avere, magari la sua sofferenza deve diventare un'altra cosa, però storie simili a quelle che racconto, tantissime. Come dire, 40 anni di scuola, 39 anni, 8 mesi di scuola, e non avete idea di cosa arriva. Tutti i problemi di cui noi parliamo adesso sono arrivati prima nelle scuole, le famiglie, come chiamare i responsabili dei bambini, ad esempio. Sono almeno 20 anni che noi abbiamo questo problema con i bambini che arrivano dall'estero o stranieri, che raramente hanno i genitori appresso, sono zii, cugini, non possiamo chiamarli mamma e papà nei libretti che sono standardizzati, no? E quindi bisogna chiamarli con un nome rispettoso. Spessissimo nome e papà proprio non si sa né dove sono né chi sono, insomma. Quindi per fortuna questa parte, diciamo, complessa dell'accoglienza l'ho vissuta tutta in Trentino, perché ho fatto la preside lì. Per fortuna perché lì l'esperienza con le persone che vengono dai bambini stranieri è arrivata prima, per via dell'immigrazione, perché hanno bisogno per i vigneti, le stalle, le mele, cioè quando l'Italia aveva il 7% di bambini immigrati, li avevano il 15% già, insomma, per cui era già stato tutto affrontato. E lì in un certo senso tutto era già un po' pacifico, per fortuna, cioè trovavamo soluzioni condivise, per cui era per noi normale, ad esempio, nei libretti di scuola scrivere responsabile 1 e responsabile 2, perché spesso erano nonni affidati agli zii nelle comunità, cose più varie, perché molti vivevano in comunità di accoglienza, cioè cosa gli scrivi sopra, qualcuno deve pur firmare i libretti, no? Quindi avevamo delle firme certificate e nei libretti standardizzati avevamo dei nomi più rispettosi. Tutto questo è avvenuto senza nessuna polemica perché, come dire, era una necessità, quindi proprio 0-0. Tutti i problemi sono venuti dopo, comunque, quando è scoppiata la storia del gender, eccetera, perché prima non c'erano queste cose qua, insomma, era tutto molto pacifico, risolvevamo i problemi man mano che c'erano, insomma. E come la mettiamo con l'avvocato che riceve una cliente, dice con le 2 lauree improbabili, una in filosofia estetica e l'altra in teologia? Si prende in giro da sola? Sì, mi sono presa un po' in giro, sì. Ma ogni tanto vedo qualcosa di cui posso parlare. Ad esempio, non lo so, il secondo romanzo che è quello sul tema del male, del dolore innocente, c'è la figura di bambino. Hildegarda è esperta di teologia e quindi ci sono un sacco
sacco di riflessioni teologiche, c'è anche Giuditta e anche Oloferne, ci sono tutti e due. C'è un bel bagno nella Bibbia, insomma, altro libro mai letto. La Bibbia, altro libro diffuso ma poco letto, insomma. E riguardo al film, dunque, La vita accanto, che è uno dei primo romanzo, giusto? Sì. E il film che ne è uscito, cosa ci... Qualcuno l'ha visto? Sì. No, per curiosità, perché così so cosa dire e cosa non dire, assolutamente. No, non vale, sentiamo il suo parere. Se sono metà e metà, vediamo se riesco a prendere. Questo mi impedisce di tossire in modo... Scusate, perché ho questi attacchi terribili negli ultimi 3 giorni, quindi proprio... Io non l'ho visto tutto, ma... Non tutto? No, perché mi è capitato facendo zapping, ne ho visto un pezzettino, Su poi Sky? era tardi. Su Sky? Sì, Sky. Infatti l'hanno dato su Sky TV. Su Sky, sì. Io l'ho visto al cinema. No, ho visto al cinema. Qua? Anch'io. Allora? A Vittorio Veneto. A Vittorio Veneto, esatto. Quindi io non l'ho visto tutto, ma mi No, ricordo il comunque- tema che c'era. So cosa dire, perché posso dire qualcosa sì e qualcosa no. Scusate. Allora, La vita accanto, quando uscì, è una lunga storia quella del film, quando uscì fu preso da Marco Bellocchio, non da Marco Tullio Giordano. Lo prese subito nel 2011, però poi non lo realizzò. I registi spesso acquisiscono i diritti di più storie e poi magari non le realizzano, perché magari gli dicono qualcosa, dicono loro qualcosa. Poi, a distanza quindi di tantissimi anni, 3 anni fa, Giordana mi chiese se era ancora disponibile e ho detto sì, è libero perché ormai erano scaduti i diritti. E allora l'ha realizzato lui, prendendo la sceneggiatura di Marco Bellocchio e trasformandola in sua. E cito sempre che c'è anche una donna in sceneggiatura, che è la Gloria Malatesta, bravissima. No, siccome le donne non recita nessuno, è firmata a 3 questa sceneggiatura. Gloria Malatesta è una grande sceneggiatrice. È un film che è diverso dal libro, per chi ha letto il libro è diverso, è più, diciamo, interessato a una storia familiare, in senso stretto, cioè la relazione madre-figlia che c'era nel romanzo, ma la madre non aveva questo protagonismo, ce l'aveva la figlia, e con un finale che è diverso dal mio. Molto. Io non ho partecipato alla sceneggiatura perché il linguaggio cinematografico è diverso dal linguaggio scritto. Io con le parole posso dire e non dire. Se dico sono brutta, proprio brutta, che è proprio l'incipit del romanzo, voi immaginate quello che volete. Però un regista non può dire questa bambina è brutta senza far vedere dove è brutta. E quindi lui ha creato questa idea della macchia. L'ha creata lui, non c'è nel libro. Ah, non c'è No, nel libro non c'è. non potrebbe esserci. Perché io gioco sul fatto che la vera bruttezza è il giudizio degli altri sulla bambina. Ma io lo posso fare perché gioco con le parole. Alla fine nel romanzo, sto sul romanzo, senza svelare il libro, nel romanzo la bruttezza della bambina deriva dal giudizio del mondo, anche della mamma, perché dietro c'è un transgenerazionale. Voglio spiegare questo transgenerazionale, cioè questa bambina porta su di sé una storia di generazioni che lei neanche conosce, che però incidono su di lei. Il transgenerazionale è ciò che passa di generazione in generazione anche senza che la persona la sappia. Faccio un esempio. Quando gli ebrei, noi sappiamo, c'è tutta la storia degli ebrei sopravvissuti. I primi ebrei sopravvissuti, cioè per i primi anni gli ebrei sopravvissuti, pochissimi hanno raccontato, quasi nessuno, perché non volevano far pesare sui figli una cosa immane, ma i figli portavano tutti i sintomi di quello che non era stato detto.
nelle emozioni, nel dolore, nella paura che ai figli succeda qualcosa. Tutto ciò che non era stato detto diventava sintomo nei figli. E poi i padri hanno cominciato a raccontare. Questo è il transgenerazionale, cioè che passa una cosa senza che sia stata raccontata. Il non detto pesa molto più di ciò che è detto. Il non verbalizzato pesa di più. Nel caso di Rebecca, questa bambina, nessuno le aveva raccontato la storia della tara, delle tante dita, del fatto che sua mamma era nata miracolosamente bella e lei doveva rompere l'incantesimo, cioè doveva produrre una bambina, generare una bambina bella, così la storia sarebbe finita. Lei non lo sapeva, ma lo sapeva la città, lo sapevano tutti. Quando lei lo scopre comincia il percorso di guarigione. Quindi lì tutta questa parte non c'è nel libro, nel film, perché ha ampliato la parte del rapporto materno, madre-figlio, l'ha resa più un dramma familiare. La fine è completamente diversa, quindi non la dico. È un film secondo me molto bello, ma è un film che andava fatto con libertà da regista, come opera completamente sua, cioè è una cosa diversa dal libro. Bello anche perché è recitato benissimo, in una città splendida che Marco Tullio Giordana è in grado di valorizzare, insomma. Quindi si ripropone il tema delle famiglie che non funzionano. In questo caso è una famiglia italiana, in questo romanzo, in questo film. Anche qua sono tutte Anche italiane. qua, sì, sono tutte, no, rispetto al discorso della scuola che faceva. Ah sì. Sì. Ah no, io ho detto perché era più evidente nel caso. Sì, perché arrivavano senza genitori oppure con i lutti. Cioè molti bambini arrivavano con i lutti, arrivati loro sì, ma gli altri no, cioè una cosa terribile. No, diciamo il dissesto un po', le famiglie disfunzionali sono presenti nella scuola, è un fenomeno che noi conosciamo, ma da molti più anni prima che la politica e la società se ne sia occupata, insomma in senso stretto. Nel senso di famiglie di cui non si sanno i contorni. Ad esempio a un certo punto c'è uno dei ragazzi, un cliente di lui che si presenta dicendo io non sono nessuno. E l'avvocato dice ma non è vero che lei non è nessuno. Nessuno è nessuno a sto mondo, cioè cerca di tirarlo su. No, guardi, io non sono proprio nessuno. E gli racconta una storia. Questa storia, praticamente lui è un uomo sui 30 anni che vive con la mamma in un quartiere periferico della città. E a un certo punto il parroco di questo quartiere periferico gli porta in casa, dice si deve da aiutare una giovane donna, una ragazzina, 15-16 anni, che ha avuto una bambina, me la tenete per un po'. Vengono per un po' e poi però rimane perché tutto sommato insomma si trovano bene, i servizi sono d'accordo, insomma se la tengono lì, informalmente. Solo che a un certo punto la mamma se ne va. Queste figure un po' instabili, io le ho viste nella scuola, cioè mamme che vanno, vengono, insomma, anche padre. Comunque se ne va e la bambina resta lì, con loro. Quando comincia la scuola d'infanzia, se qualcuno di voi è maestra di scuola d'infanzia, ho fatto la preside di scuola d'infanzia, bisogna che qualcuno firmi i documenti. E lì nessuno può firmare i documenti. La nonna non è la nonna, il papà non è il papà, la mamma non si trova. Quindi le maestre dicono, e lui dice, ma però io vivo con me da sempre, questa bambina mi chiama papà. Sì, dice, non dicono le maestre, ma lei non è nessuno. È vero, indubitabilmente non è nessuno. E lì l'avvocato deve riuscire a trovare la soluzione, perché queste cose capitano, però è chiaro che la soluzione non può essere asportare ancora la bambina da un look, già un abbandono, poi un secondo abbandono, dobbiamo trovare una mediazione, anche qua, in mezzo alla legge, che non è facile. No? E quindi lui ha ragione a dire io non sono nessuno. In questo
questo caso. E se ci sono domande, qualcuno ha curiosità, qualcosa da chiedere, visto che abbiamo qua l'autrice disponibile. In che città è ambientato? Questo Vicenza, però basta, è il terzo, quindi il prossimo no. Già scritto, già consegnato? No. No, ho detto dopo 3 diventa manierismo, per cui il problema è che Vicenza la conosco bene e si parla di ciò di cui si conosce, però non sono tutte ambientate a Vicenza. Ad esempio lei, che è il diario di Maria, beh, è ambientato in Palestina, cioè nei posti sacri, non so, in tempo medio breve è nato Adige, insomma, cioè, quindi no, non sono tutte ambientate a Vicenza. Non sarebbe. E neanche tu che sei, adesso che sei qui, è ambientato No, in Trentino. anche quello? In Trentino. Trentino anche quello. No, l'altro in Alto Adige, questo in Trentino. Perché c'è una differenza. Sì. No, uno è sulle Dolomiti, tra Dobbiaco e Protopiazza, parlo per chi li conosce questi posti, e questo è quello sul tema del mare. Invece adesso che sei qui è in Trentino, è ambientato lungo l'Adige, insomma, sì. Beh, sì, cioè il sud è proprio la regione è unica. Sì. Trentino Alto Adige, regione autonoma, però poi le province, è fatta di due province che sono Trentino e l'Alto Adige, quindi Trento e Bolzano. Poi la regione hanno gli organismi comuni regionali, però sono autonome le due province completamente. Allora, a me ha colpito moltissimo la grazia civile, come la chiamano? Laica. Perché è proprio vero, è capitato anche. È il prendersi cura. E prendersi Quando cura. capita, quando ti capita. La cura, il concetto di cura è qualcosa di fondamentale, non necessariamente deve essere legato appunto alla grazia o a chi crede, a chi non crede, comunque è qualcosa che ti capita e c'è chi può girarsi da una parte, chi invece fa quello che può e quello che può senza fare un sacrificio perché ti fai aiutare nel momento in cui ti devi fare aiutare, se no non è più cura, perché se non curi prima te stesso non puoi curare nessun altro. Sì. Però quello che volevo chiedere, questo volevo sottolinearlo perché mi premeva, è un bello spunto che mi porto dentro da questa serata. La seconda cosa è che ognuno di noi ha un po' di maschio e un po' di femmina. Va bene, io faccio un lavoro di maschi, per esempio, sono ingegnere e quindi tanti, ma io mi sento donna completamente, quindi ho la sensibilità, ma lo stesso ho interessi maschili quando tante volte non mi interessano cose particolarmente di gusto femminile, mi piace di più andare a fare la spesa al Bricoman che non nei negozi di vestiti, lì mi diverto. Ma volevo chiederle, quindi capisco che che una donna possa riuscire a scrivere al maschile, ma volevo sapere se qualche uomo ha letto il suo libro e gli ha fatto qualche osservazione o se si è trovato rappresentato nelle modalità, perché sono molto diverse le modalità, il modo di affrontare i temi, la sensibilità maschili molto maschili rispetto a quelle molto femminili. Quando invece c'è un po' più chi si dice questo uomo ha una sensibilità femminile oppure questa donna riesce a comprendere anche i temi maschili, allora lì è più sfumato, però spesso ci sono proprio identità molto diverse. Qualcuno l'ha letto, qualche uomo l'ha letto e gli ha detto qualcosa? Sì, beh, i miei lettori maschi sono molto loquaci. Molto loquaci. Sì. No, volevo dire questo però che diciamo la sensibilità maschile e femminile è molto culturalmente, come dire, segnata. Se vediamo il tipo di mascolinità che viene coltivato da alcune culture, è un po' quello che chiamo ipertrofico, insomma, no?
invece altre hanno un tipo di maschilità, è come la femminilità, insomma, è la stessa cosa. Quindi si fa fatica a dire bene che cosa è natura, che cosa è cultura. Comunque, a parte questo, non mi sono state, tra l'altro non mi sono state fatte critiche, ma la ragione credo che sia il fatto che lui, è vero, è molto molto, viene da una storia di grande sofferenza, e credo che la storia di sofferenza un po', come dire, se no, come dire, ci renda molto molto più simili, esatto, più capaci di... Comunque no, non mi hanno fatto obiezioni su cose che... No. Per ora no, però sono pronta alle critiche, io qua sono un problema. Poi una cosa, il fatto che la vita sia complicata, che insomma, è un dato di fatto, lo sappiamo tutti, adesso è tutta una patologia, è tutto un cercare spiegazioni, è tutta una ricerca, deve esserci una spiegazione, deve essere chiamata malattia, bisogna medicalizzare tutto. Come la vede questa cosa anche nei confronti della scuola? Ma allora, c'è da dire che nella scuola noi abbiamo visto dei movimenti molto positivi e dei movimenti invece più complicati, più problematici. Ecco. Quelli positivi sono stati i progressi enormi che si sono fatti nel riconoscere come patologie per le quali si può fare di tutto. Parlo della dislessia e della disgrafia, ad esempio. I bambini, quando ho cominciato a insegnare, tanti anni fa, i bambini disgrafici e dislessici erano pigri e stupidi. Questo è. Ma sforzati, no? Ma leggi, no? Non leggi a casa. Quante volte ti abbiamo detto queste cose qua? Anche da insegnanti. Poi, aver imparato, cioè adesso è un attimo per noi, quando ci arriva un bambino e vediamo che la lettura gli crea problemi, non impara, fa fatica, ma memorizza tutto, la narrazione, il racconto, ad esempio, ci si illumina la vita, allora si chiamano i genitori e si dicono fategli fare un percorso per capire se per caso non si è dislessico. Perché non possono leggere? Semplicemente in quel modo lì. Quindi questo è stato un progresso enorme che ha eliminato un sacco di ingiustizia e sofferenza dalle scuole. Anche la discalculia. Sono cose veramente che poi hanno tutte le tecniche di compensazione che portano i bambini, io ho amiche dislessiche, docenti ordinarie all'università a Milano, tranquille insomma. Quindi è stato un progresso pazzesco. Quindi guai a chi dice, l'ho sentito dire anche recentemente, è una stupidaggine queste cose, no? Questa è una moda. Poi invece abbiamo assistito, e negli ultimi 20 anni, 15 anni, tantissimo, già quando ero in Trentino ci eravamo posti il problema, del moltiplicarsi di diagnosi un po' sul confine, che non riuscivamo neanche bene a capirle e che erano spesso chieste dai genitori per calmare la loro ansia di prestazione sui figli, perché i figli non tenevano il passo magari, no? Questo è un problema grosso, perché allora si creano, non si accetta la diversità, cioè non si accetta il fatto che c'è un bambino che va meglio in matematica, uno che va meglio in italiano, cioè non si accetta il fatto che magari un bambino semplicemente non è, come dire, non ha particolare interesse per una cosa, è come se si anticipasse un atteggiamento consolatorio sul bambino, mentre è chiaro che il bambino va sempre stimolato a fare il massimo a partire da quello che è. Una diagnosi così evanescenti a volte e così anche chiaramente molto problematiche per interpretarli, noi a scuola non sapevamo cosa fare, perché se uno è dislessico so cosa fare, se è disgrafico so cosa fare, ho studiato, ho le mie tecniche, sono competente
capisce, non abbiamo strumenti, capito? E già il Trentino aveva ipotizzato, rispetto a queste diagnosi un po' strane e anche un po' abbondanti che stavano arrivando, che ci fosse non il percorso, come dire, attualmente previsto nella scuola, cioè che è quasi niente, perché non so se voi siete persone di scuola, qualcuno di voi, abbiamo un incontro con l'equipe all'inizio dell'anno, non vengono neanche più fuori perché non si sa se possono uscire, se dobbiamo uscire noi, non so se anche voi avete tutte queste robe qua. E uno alla fine, ma di solito è solo uno, solo per i 104, per i bambini con 104 alla fine, di gravità vengono fuori, ma non, insomma, ma che, lo diceva il Trentino, va bene, se l'UNS ci fa una diagnosi così, però ci segue tutto l'anno, cioè deve venire lì a dire cosa dobbiamo fare, cioè aiutarci a capire come intervenire, perché sennò, perché diventa problematico. Comunque io ho l'impressione che alcune situazioni siano legate all'ansia dei genitori, quindi lo dico con il rischio che qualcuno mi venga a lanciare le freccette addosso, però a volte, per la mia esperienza, a volte è stata così. Erano solo bambini con qualche difficoltà, come le eravamo anche noi, e che però i genitori in qualche modo coprivano con la diagnosi, insomma, ecco, o desideravano coprire con la diagnosi. È difficile per un genitore ammettere, mio figlio non ha i miei interessi, o non mi preoccupa. Certo. Questo discorso. È un po' una cosa che, come dire, no? Dico sempre, tutte queste famiglie sgangherate spesso, il male viene delle relazioni, viene dal fatto che il bambino sognato, quando nasce col peso del sogno del genitore sopra e non si può immaginare niente, noi immaginiamo un bambino e immaginiamo prima un futuro, cioè è giusto che sia così. Poi però il nostro sogno deve arretrare, cioè il nostro deve arretrare e devono poter sognare i loro sogni. È un'operazione che facciamo una fatica terribile a fare. Bisogna fare spazio a quello che è il bambino, non più quello che è il mio sogno. Sì, però in teoria lo facciamo, lo diciamo, ma siamo tutti d'accordo, ma in pratica no. Assolutamente, a scuola poi sono trasparenti le delusioni, le attese, non è possibile, ma come mai? No, è proprio trasparente, la impossibilità, che secondo me è legata alla paura, cioè molti genitori oggi, dico da donne di scuola, hanno paura del futuro per i loro figli, non hanno speranza e quindi vogliono proteggere quel che possono, insomma, è così. D'altro canto il mondo è un po' complicato, E un po' tutte queste cose entrano nei romanzi, nei miei, insomma. Dico un'eresia, ma forse è complicato, ma è bello così. Perché se fosse, se io dico sempre a mia figlia, se il mondo fosse semplice, alla fine ti annoieresti subito. Se il mondo essendo complicato, in realtà metti a lavoro il cervello a trovare soluzioni. Poi ovvio, l'eccessiva complicazione magari stanca un po', però. Sì, diciamo che il confine è il fatto che diciamo, la complicazione non sia tale per cui ci sottraggono il mondo stesso, insomma, cioè non a noi, ma ai figli. Voglio dire, se le difficoltà sono tali per cui il mondo viene distrutto, comunque rispondo con una scrittrice, con una, come dire, bellissima osservazione di una grande scrittrice che è la Marilyn Robinson, scrittrice americana, ha scritto Gilliard, Casa, Lila, quadrilogia Jack, una quadrilogia straordinaria, e che lei dice, fa dire a un suo personaggio, quello del primo romanzo, Gilliard, gli fa dire questo mondo comunque è assai interessante. Interessante mi sembra un aggettivo interessante. Ma io l'ho trovato bellissimo, interessante e vero, insomma. Qualcuno voleva aggiungere qualcosa? No, spunti ce n'è, insomma, possiamo andare a casa contenti comunque. E riflessioni da fare ne abbiamo, libri da leggere anche se vogliamo. Quindi, vabbè, ci troviamo
La ringrazio a questo punto. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio molto, grazie per l'invito e per la bella accoglienza, anche perché è stato molto bello. Mi ha incuriosito. Il libro? Sì, adesso dove tocca. No, è perché io vado a tutte le tutti, quindi ho una montagna